di campionato, un derby, una partita di fuoco. Sì, incontriamo una delle super favorite della vittoria del campionato. Quindi sappiamo che sarà una partita molto difficile, però allo stesso tempo sappiamo che noi abbiamo delle armi per contrastare le squadre, abbiamo la nostra forza, dobbiamo andare là con grande umiltà, affrontiamo questo campionato consapevoli che sarà un campionato molto ma molto difficile, però noi dobbiamo mantenere la calma nei momenti sia di difficoltà che di euforia. Il nostro primo obiettivo è il mantenimento della categoria, ci sarà da soffrire, però se tutti insieme sappiamo assorbire bene le sconfitte e le vittorie, sono convinto che questa squadra potrà togliersi le soddisfazioni a fine campionato. Pazzini, Di Carmine, sono giocatori importanti. Sì, ho detto, stiamo parlando di una super corazzata che vuole ritornare in Serie A. Quando scendi dalla serie A alla Serie B hai un vantaggio rispetto alle altre importanti, hai un paracadute, hai giocatori che ti rimangono, quindi che vogliono avere una rivalsa. Ci sono dei giocatori che possono spostare gli equilibri, però io sono convinto che sia più importante qualche volta la squadra, l'organizzazione, la voglia, che qualche volta qualche giocata dei singoli. Quindi noi sappiamo che abbiamo una squadra che ha voglia di essere protagonista in questo campionato difficilissimo. Ci sarà da sudare tutte le partite, però siamo pronti a qualsiasi cosa possa avvenire. L'importante è arrivare al traguardo, come ho detto l'anno scorso. Noi il nostro traguardo quest'anno è il mantenimento della categoria e cercheremo di tagliarlo il prima possibile. Immagino che nella sua carriera di derby ne abbia giocati un bel po'. Ce n'è uno che ricorda in maniera particolare? No, i derby, io dico sempre alla squadra che i derby non vanno giocati, ma vanno vinti, e quindi domani cercheremo di andare a vincere anche se sarà difficile. Insomma, è poi uno stadio anche molto importante, però come si vincono i derby? Con la tranquillità, sapendo che noi abbiamo fatto tutto per arrivarci al meglio. Questa settimana abbiamo lavorato benissimo, ho cercato di ottenere il massimo da tutta la rosa, poi spero domani di prendere i migliori 11 inizialmente e di quelli che entreranno, che saranno 3, che mi daranno una mano. Sicuramente noi stiamo lavorando molto bene, sappiamo ancora di non essere al 100% come saranno anche le altre squadre, e quindi anche per noi domani sarà il primo esame di una categoria dove sappiamo che è completamente diversa dalla Serie C. Modulo si è visto insomma negli allenamenti ad albero di Natale, potrebbe essere quello, lo schieramento del Padova? In questo momento ho cercato di mettere nelle migliori condizioni tutti i giocatori per farli andare al meglio. Ci possono essere delle varianti in queste situazioni, però penso che i moduli non siano così importanti per cercare di ottenere il risultato. È l'interpretazione che il singolo dà dove è in campo, quindi la voglia di superare l'avversario, la voglia di mettere a repentaglio anche la propria, diciamo, prestazione per il bene della squadra. Questo penso che sia più importante. Ieri il mister Rosso ha parlato con un collega, diceva che comunque insomma rispetta molto il Padova, se non altro anche perché come amalgama detto più avanti di noi, perché insomma è una squadra che gioca insieme già da tempo, che si conosce, arriva sull'entusiasmo, insomma ha messo un po' le mani avanti. Lei diceva no, che al di là delle qualità singole per Verona, però conta anche molto l'organizzazione, quindi lei condivide questa lettura? Io non so se scaricare colpi, non lo so, per scaricare tensione, non lo so. È chiaro che se uno ha 22 giocatori e 30 giocatori di grande livello è più facile fare la formazione. Io sono convinto, e poi ho sempre detto che io non parlo mai degli avversari, parlo sempre dei miei, quindi devo guardare in casa mia. So che loro sono i candidati a vincere il campionato. Noi ci hanno messo nella griglia di quelli che dovranno salvarsi, tutti gli addetti ai lavori, quindi sappiamo sicuramente di avere una grande voglia di essere protagonisti in questo campionato. L'entusiasmo è importante, l'organizzazione è importante, e quindi affronteremo tutte le squadre con lo stesso timore e con la stessa consapevolezza di avere le nostre qualità, sia che sia una candidata come la Verona, ma uguale la stessa come quelle che sono nella nostra griglia. Senti, prima dicevi, se non ho capito male, che non possiamo essere al 100% in questo momento, però come ci arriva il Padova questo
suo debutto in campionato? Beh, rispetto secondo me a Bologna abbiamo preso ancora quel 5-6% in più, quindi siamo al 70-75% ci siamo. Quelli gli ultimi arrivati non hanno le condizioni come noi, proprio dell'intensità, però hanno portato grande qualità tecnica, grande voglia di mettersi in mostra. E lo sappiamo che tutte le partite qui saranno una battaglia, perché la Serie B diventa anche molto fisica rispetto alla Serie C, molto più fisica, e quindi sappiamo che tutti dobbiamo dare il 100%. Però nello stesso tempo vedo una squadra in crescita, vedo un gruppo che si sta affiatando, sanno che non esistono titolari e riserve, che ogni settimana l'allenatore dovrà trovare i migliori per far sì che il Padova porti a casa dei risultati, e quindi devono essere tutti coinvolti, anche quelli che domani rimarranno a casa, perché poi siamo come rosa un numero abbastanza elevato, e quindi capiterà a tutti. Ho letto Allegri che capiterà anche che Cristiano Ronaldo possa andare in panchina, quindi sanno anche che i miei ci sarà delle rotazioni. Io cercherò di scegliere i migliori 11 settimana per settimana. Senti, settimana scorsa parlavi di Clemenza e di Vogliacco che sono arrivati, però ecco, ti hai visto all'opera questa settimana, come soprattutto Clemenza si è calato nella realtà, e se secondo te è pronto per partire dall'inizio? Sono due giovani molto interessanti, anche se Vogliacco è stato pubblicizzato meno perché viene dalla primavera. Secondo me sono due giocatori molto ma molto interessanti. Uno per una qualità tecnica superiore alla media, l'altro per una predisposizione mentale e fisica e anche un buon piede per diventare un buon giocatore. Bisogna che gli scatti proprio la voglia da giovane diventa grandicello. Sapere se può partire dall'inizio, è chiaro che io questa settimana ho accelerato il suo ingresso e inserimento abbastanza in fretta, perché tempo non ne abbiamo, però sono convinto che lui i suoi 50-60 minuti li possa avere nelle gambe, quindi abbiamo provato delle situazioni per metterlo nelle condizioni migliori. Secondo me l'allenatore deve cercare, al di là dei moduli, deve cercare di mettere in condizioni tutti i giocatori di rendere al massimo, e quindi ho cercato in questa prima fase di anche lui di metterlo nelle condizioni migliori, di mettere la squadra per far rendere sì che le sue qualità siano efficaci per la squadra. Senti, una curiosità, Vogliacco ci ha anche rivelato che nella presentazione che Mihajlovic gli ha detto vai pure da Bisoli, che è uno che ne sai che ti aiuterà a crescere. Mi fa piacere, questo vuol dire che qualcosa sto seminando e qualcuno se ne accorge, anche se la maggior parte ancora dicono che io non lancio i giovani, che sono tutto solo grinta, quello invece mi sembra che tutti gli anni qualche giovane riesco a lanciarlo. Mi fa piacere, e per lo più poi mi fa piacere da un allenatore che insomma è uno di quelli più, secondo me, più bravi nel panorama internazionale. Secondo me ha delle qualità importanti, dico la verità, è passato come un giovane messo lì per fare numero, invece secondo me ha delle qualità importanti. Vi svelo un piccolo segreto che negli ultimi 2 giorni è venuto, mi piacerebbe anche fargli cambiare anche ruolo, e quindi sono convinto che possa diventare un giocatore importante per il Padova. Quindi avanzarlo, immagino, a centrocampo. Se non vai porta. Sì, avanzarlo. No, magari non sì, credo da terzino. No, da terzino no, ma avanzarlo a centrocampo. Visto una cosa, partire secondo te con la corazzata, come hai detto tu, in casa loro, dal tuo punto di vista è meglio o peggio? Nel senso, loro magari i giocatori tuoi magari devono alzare subito la concentrazione, oppure potrebbero avere uno shock subito? Cosa? Te lo dico domani sera alle 8 se è meglio o peggio, non lo so. Tutti dicono che è meglio iniziare prima, giocare con le grandi perché non sono rodate, perché non hanno un'amalgama, perché non hanno un'intensità. Chiev ha fatto questo, poi ha vinto però la Juve. Quindi non c'è sempre una medicina giusta. Secondo me devi andare là consapevole che troverai una corazzata, ma non avere paura. Noi rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Noi rispettiamo tutti, sappiamo che ci sarà da soffrire, ma siamo pronti a soffrire e allo stesso tempo cercare di mettere in difficoltà l'avversario con le nostre armi, che sono, secondo me, giovani di qualità, vecchietti che hanno voglia ancora di dimostrare che possono stare in questo campionato, e grande voglia
di superare l'avversario. Secondo me il calcio sta cambiando, sta ritornando un po' come era una volta, si sta tralasciando un po' il tiki-taka, come dicevo, il tiki-taka adesso mi sembra che lo facciano più pochi, si cerca un po' più di attaccare gli spazi e quindi noi siamo pronti a questo. Mister, ci saranno più di 1000 tifosi del Padova, quindi credo che sia anche un motivo d'orgoglio per voi in tutto questo seguito. Sì, vuol dire che abbiamo seminato bene l'anno scorso e abbiamo cominciato a capire che si può risvegliare un antico amore che ci aveva Padova nei tempi importanti. Sta a noi ancora di più, dopo una grande cavalcata come l'anno scorso, dare incentivo al pubblico di venire più. Noi vorremmo che tutte le volte siano come queste trasferte, però penso che sia difficile, adesso la vicinanza e l'importanza della partita. Però noi vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, anche nelle sconfitte. Si può perdere, però si può rendere orgogliosi i tifosi allo stesso modo. Quando dai tutto nello sport, se uno ti batte vuol dire che è stato più bravo di te, però nessuno ti può rimproverare niente. Quindi noi vogliamo avere questo binomio come si è creato nella seconda parte del campionato dell'anno scorso, questo binomio importante fra pubblico, squadra e allo stesso tempo mi ci metto io, la mia società, stare tutti uniti, ho detto nel bene e nel male. Bisogna sapere accettare tutte le cose che vengono nel campionato. Mister, volevo sapere la situazione degli acciaccati, visto che anche ieri mancava qualcuno all'allenamento e visto che l'ha anticipato prima, visto che siete in tanti, se è costretto a lasciare a casa qualcuno. Adesso la formazione l'ha fatta anche gli acciaccati, cioè i convocati le hanno fatte molti gli acciaccati. Marcandella che ha 39 di febbre quindi è andato via, Madonna che non ha recuperato, Pinzi che non ha recuperato, Sarno che ha la squalifica e quindi a parte Piovanello e Scevola che sono diciamo i più giovani e gli altri sono 24, quindi vediamo via 24. E Madonna cosa? Madonna ha avuto un affaticamento dopo la partita di Bologna, ieri poteva entrare in gruppo ma non era, sapete che chi non fa la settimana dall'inizio con me non può essere disponibile e quindi Madonna bisogna mettere in preventivo. Chi viene da un crociato questi problemi ai flessori bisogna mettere in preventivo. Abbiamo evitato uno stiramento e quindi ci è andata bene. È chiaro che quando sente un piccolo indurimento bisogna allentare la presa. Lui dovrà abituarsi a questo. So perché c'è passato mio figlio piccolo, che è un anno ancora che ci sta dietro, e so che questi problemi avvengono in continuazione. E là ti aspetti un Verona in partenza col 4-3-3? Penso che sia sul modulo, diciamo, sul marco di fabbrica. Ha provato nelle partite più il 4-3-3 che il 4-2-3-1, penso che possa partire il 4-3. È chiaro che tutti gli hanno fatto la domanda se può coesistere Pazzini di Carmine, ma allora vorrebbe dire che dovrebbe andare al 4-4-2. Non lo so cosa lui può avere provato. Io penso che vada avanti con il 4-3-3 perché gli interpreti siano importanti per quella situazione.